Da venerdì sarà obbligatorio esibire il Green Pass per poter rientrare nei luoghi di lavoro, una disposizione del governo che non riguarda solo i privati ma l'intera amministrazione pubblica. Il comune di Vicenza si sta preparando. Stiamo facendo un sondaggio tra i dipendenti, questo ce lo permette la legge di capire chi ha o meno il Green Pass, a prescindere da come lo ottenga, per capire se abbia intenzione o meno naturalmente di partecipare e tornare a lavorare. È evidente, è inevitabile che qualche disguido potrà esserci proprio perché si naviga a vista e in tempi piuttosto molto stretti, molto rapidi. Il 15% è la stima a livello nazionale di dipendenti non ancora vaccinati, che se verrà confermata si traduce nel numero di 140 circa di lavoratori che, se decideranno di entrare negli uffici comunali, dovranno esibire ai tablet appositamente noleggiati il certificato verde a seguito di un tampone. Lo Stato, il governo ha preferito ridurre a 48 ore i tamponi rapidi, l'efficacia appunto del Green Pass per il tampone rapido, 72 per il tampone molecolare, che però richiede tempi più lunghi per il suo processo. Quindi da questo punto di vista ci atteniamo alle indicazioni del governo. Impossibile al momento avere dati certi, ma il Comune sta cercando di intuire quale sarà la tendenza. Potrebbero essere a rischio alcuni servizi essenziali. Prendo su tutti l'esempio della polizia locale, dove ci sono delle persone che non hanno la vaccinazione, ma possono ottenere il Green Pass naturalmente attraverso il tampone, che se dovessero mancare peserebbero pesantemente sul servizio di controllo del territorio, ma molti altri uffici come gli uffici tecnici, gli uffici dove si erogano servizi di primaria importanza.